Identificato l'autore del ferimento del 17enne di Sora, avvenuto venerdì intorno alle 14 davanti il liceo di via Marcello Lucarelli. Grazie al lavoro congiunto dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sora, della stazione di Sora e della stazione di Isola del Liri, i militari hanno identificato l'autore del gesto, un giovane residente ad Isola del Liri, coetaneo dell'altro ragazzo sorano. Il ragazzo, quando è stato rintracciato dai militari, ha sostanzialmente ammesso l'accaduto, consegnando anche il coltello che aveva con sé il giorno in cui ha ferito il coetaneo. Dall'esame delle circostanze raccolte dai carabinieri, i due ragazzi non si conoscevano e non avevano alcun rapporto, a seguito di una discussione che è degenerata proprio perché il giovane isolano aveva in tasca un grosso coltello a serramanico e lo ha estratto per minacciare l'altro. Nel parapiglia che si è determinato è stato procurato alla vittima un graffio sul collo. Certamente una situazione brutta e complessa, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il ragazzo di Isola del Liri è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per lesioni e porto illegale del coltello. Ora saranno certamente poste in essere una serie di attività da parte dei servizi del territorio per assicurare, a margine della vicenda penale, una corretta conclusione dell'accaduto.